Buonasera a tutti, a me l'onore di aprire la serata con i saluti da parte dell'associazione, del direttivo dell'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico. Per me è una serata particolarmente speciale perché diciamo che non capita tutti i giorni festeggiare la ristampa di un libro, è già un evento questo di per sé. In più è un libro a cui noi teniamo particolarmente, un libro che parla di donne e di medioevo e quindi direi che abbiamo tutto il motivo di stare qui stasera per festeggiare insieme a voi questa ristampa, questo successo dell'associazione. Stasera abbiamo con noi alcuni dei relatori che hanno partecipato alla stesura del libro, la curatrice che è di casa, la professoressa Rossana Martorelli, che è una di noi, quindi posso anche evitare tutte le presentazioni perché è conosciutissima. Poi abbiamo anche in realtà un'amica lo stesso dell'associazione, che è la professoressa Nicoletta Usai. In realtà invece stasera abbiamo una nuova conoscenza, nel senso che è la prima volta che partecipo a una presentazione di questo libro e tra l'altro parlerai di una delle giudicesse che a me affascina di più, Elena, ed è il dottor Mauro Sanna, quindi io ti do il benvenuto nella grande famiglia dell'associazione. Un particolare ringraziamento va a Simona Ascioni che ha subito accolto la nostra idea di affidarle la serata, la conduzione di questa serata. In realtà poi con Simona personalmente non ci conoscevamo, ma leggendo un po', abbiamo un sacco di passioni e di interessi in comune, quindi credo che oggi daremo avvio ad una collaborazione che durerà nel tempo. Un ringraziamento poi particolare va anche alla Delfino Editore che ha pubblicato il nostro libro sia nell'edizione diciamo originale e poi in questa prima ristampa, ma poi gli ultimi ringraziamenti, anzi no, i penultimi vanno a Silvia e al Museo Diocesano che ogni volta ci ospita e ci fa sentire a casa, e poi gli ultimi vanno a voi che vecchi e nuovi, perché credo ci siano anche dei nuovi soci e dei nuovi tesserati, ci seguite costantemente nelle nostre iniziative e siete il cuore pulsante di questa associazione. Senza di voi non ci sarebbe l'associazione, non ci sarebbero le nostre iniziative. Detto questo, faccio ancora un attimo le vesti della Presidente, perché vi ricordo che oggi inizia anche la campagna di tesseramento soci per il nuovo anno, per il 2025, e chi è intenzionato a tesserarsi per il nuovo anno può farlo dietro dove ci sono i miei boi. Un ringraziamento va a Mario, a Michele, a Gianni. Michele è l'esponente più piccolo, il rappresentante più piccolo, quello che abbassa la media decisamente dell'età dell'associazione. Paola non la vedo, ma c'è anche Paola che ci dà sempre una mano col banchetto, Giorgio che è alla regia, e in ultimo ricordo che l'incontro è anche online perché siamo in diretta a Facebook, quindi anche chi ci segue su Facebook può fare delle domande a fine serata ai relatori. Mi sembra di aver detto tutto, di aver ringraziato tutti, e quindi lascio la parola a te Simona per condurre la serata. Grazie a tutti. Buonasera, grazie a tutte voi, grazie all'associazione, grazie alla Presidente che ha pensato a me per questa giornata che mi è particolarmente cara, perché la professoressa Martorelli mi onorò qualche anno fa, già prima dell'uscita del libro, di essere ospite insieme a Giovanni Ferreri a parlare proprio di questo libro, proprio in previsione della stampa. Poi arrivò il Covid, si allungarono un po' i tempi, ma insomma è di questo privilegio, ecco, che, insomma, per il quale ringrazio ancora una volta. Per chiunque non avesse ancora letto il libro, l'immersione in ciò che fino a qualche tempo fa potevano essere chiamati stereotipi del Medioevo vanno totalmente smontati proprio dalle pagine di questo libro, che invece in maniera
snella, per quanto scientificamente elevatissimo, ma in maniera snella, è assolutamente, sono degli articoli, delle pagine assolutamente leggibili, avvicinabili anche dai non addetti ai lavori, nelle quali si racconta un medioevo di una Sardegna immersa nel Mediterraneo. Può sembrare una frase un po' fatta, ma in realtà proprio dei legami delle regine e delle donne che hanno affiancato i sovrani del tempo, delle donne di cui si hanno testimonianza attraverso i documenti, emerge una ragnatela di informazioni, di collegamenti, di vicissitudini che spiegano molto di quello che è stato il Medioevo in Sardegna e spiegano molto anche dei luoghi nei quali queste donne, queste famiglie nobili, queste famiglie reali hanno vissuto, e parte di questi noi ancora abbiamo delle testimonianze. Dico di parte perché poi vedremo come a Cagliari invece la situazione è un po' più complicata. Se tutti voi siete d'accordo, cogliendo il suggerimento della Presidente, inizierei proprio da colei che ha fatto un po' da trade union fra tutte le regine, ma soprattutto colei che forse si trovò fin da bambina predestinata ad una storia sulla quale lei non poté scrivere granché. E stiamo parlando di Elena. Siamo in piena Gallura, pisani, genovesi, papa, sovrani, la guerriglia fra papa e imperatore è molto influente nei fatti che riguardano pur indirettamente e anche direttamente Elena, e chiederei al professor Mauro Sanna di parlarcene un po', di presentarci questa misteriosa e affascinante Elena. Grazie per l'invito e vi ringrazio anche per la pazienza che avrete nei prossimi minuti, evidentemente, nell'ascolto. Effettivamente il personaggio di Elena è misterioso perché di fatto la documentazione che la riguarda è pochissima. Come diceva, come si diceva poc'anzi Simona, abbiamo delle informazioni che sono estremamente labili su questa ragazza, perché così la definiremmo oggi. Quello che sappiamo è che lei appare, diciamo così, nella storia medievale della Sardegna proprio nell'anno 1200, l'anno 1200. Non abbiamo informazioni dirette su di lei. Naturalmente io sto dando per scontato che nessuno di voi abbia letto già il libro, ma invece magari qualcuno di voi lo ha già fatto e avrà già molte più informazioni di quante ne sentirete da me questa sera. In ogni caso, nell'anno 1200 noi veniamo a sapere dell'esistenza di questa giovane erede al trono, o meglio giovane giudicessa, perché di fatto, pur essendo di minore età, ella porta il titolo, ed è però già in una condizione di difficoltà, perché è già prigioniera fondamentalmente nelle mani di un altro sovrano dell'isola, che è Guglielmo di Massa. Ora, la vicenda di Elena, come Simona diceva qualche istante fa, effettivamente raccoglie dentro di sé tutte le vicende che hanno portato l'isola nella condizione di essere oggetto di attenzione da parte di diverse potenze mediterranee. E se dovessi farvi un quadro dettagliato della faccenda, oggettivamente saremo qui ben oltre la mezzanotte, andremo molto in là con l'orario dove già Nicoletta di sperare. Questa cosa no, insomma, comunque molto brevemente. Voi lo sapete, in Sardegna nel 1200 c'erano 4 piccoli regni che noi chiamiamo giudicati, perché i sovrani
si autodefinivano giudici. Sapete anche che non sappiamo l'anno di nascita dei giudicati, li conosciamo grazie alla documentazione che riemerge solo a partire dalla metà dell'XI secolo, e questi giudicati stanno al centro di vicende molto complesse, molto in qualche modo anche intricate, che li caratterizzano per tutta la loro storia, che non è una storia lunghissima, perché poi alla fine noi siamo in grado di ricostruirne circa 2 secoli. E poi l'esperienza giudicale, salvo la sopravvivenza del glorioso giudicato d'Arborea, si esaurisce. Però in questi 2 secoli si accavallano tante vicende complicatissime che vedono l'interesse non solo dei potentati locali, cioè non solo dei giudici, che peraltro si fanno la guerra gli uni con gli altri per diventare possibilmente i dominatori dell'intera isola, ma anche di altre realtà importanti, importantissime. Le 2 famose repubbliche marinare, che anche coloro di voi che non hanno poi studiato più la storia medievale dopo gli anni del liceo ricorderanno sicuramente benissimo, che erano 2 superpotenze. Ora, chiunque di noi si rechi a Pisa o a Genova ha davanti a sé 2 belle città, ma insomma due città italiane. Pisa peraltro non è più grande di una città come per esempio Sassari, da dove vengo io, insomma. Ma la realtà è che durante il Medioevo Pisa e Genova erano letteralmente 2 superpotenze marittime, senza le quali neanche i papi riuscivano per esempio a portare avanti le loro iniziative politiche, per esempio le crociate. Senza Pisa e Genova non si sarebbero mai potute fare. E in qualche modo le informazioni che noi abbiamo sulla Sardegna sono connesse anche in questo caso al rientro dell'isola nella sfera di influenza di queste 2 potenze, perché appunto a partire dal 1015, quando i pisani e i genovesi sconfiggono questo principe valenzano, questo principe arabo valenzano che è Mujahid, che avete sicuramente sentito nominare, da quel momento in poi la Sardegna si riaffaccia al palcoscenico, al proscenio della storia. Bene, da quel 1015 in poi, con vicende sempre, come vi dicevo, sempre più complicate, intricate e anche sempre più agitate, rapide, ecco, sia Pisa che Genova iniziano a rivendicare dei diritti sull'isola stessa, sulla Sardegna. E in questo contesto peraltro si inseriscono anche il Papa e l'Imperatore. Per quanto ne sappiamo, il Papa porta con sé dei diritti che gli derivano dalla falsa donazione di Costantino, della quale il Papa non parla però mai nella documentazione relativa alla Sardegna, ma di sicuro questa falsa donazione sta sullo sfondo delle pretese pontificie. L'imperatore si affaccia al proscenio della storia dell'isola alla metà del XII secolo nella figura del grande Federico Barbarossa, un altro personaggio che sicuramente chiunque ricorda dai tempi del liceo, quantomeno. Bene, in questo contesto così intricato, appunto, la povera Elena, ve la potete immaginare, è una ragazzina che nel 1200 ha probabilmente tra i 7 e gli 8 anni, quindi a tutti gli effetti per noi una bambina, figlia di un oscuro giudice del più povero e più piccolo dei giudicati, quindi cioè dei regni della Sardegna. Dico oscuro perché noi presumiamo che si tratti di tale Barisone di Gallura, ma non abbiamo certezza assoluta neanche che il padre di Elena si chiami effettivamente così, e comunque il padre è morto da un po', e ha lasciato Elena sotto la tutela dell'arcivescovo di Pisa, del potentissimo arcivescovo di Pisa, il cui ruolo in Sardegna in questi anni specifici resta a sua volta oscuro, perché abbiamo veramente pochissima documentazione, però in realtà sappiamo che è un ruolo pesantissimo, perché il Papa già dalla fine dell'XI secolo gli ha concesso il titolo di legato pontifizio sull'isola, cioè di suo
ambasciatore, il suo rappresentante sull'isola, e tutti gli arcivescovi di Pisa hanno utilizzato questo potere per avvantaggiare la città di Pisa in Sardegna e anche per avvantaggiarsi loro stessi. Abbiamo dei documenti che ci attestano di importanti proprietà fondiarie dell'arcivescovo di Pisa in Sardegna all'inizio del XIII secolo, quindi insomma ci sono interessi anche privati. Ebbene, vi dicevo, l'arcivescovo si ritrova a dover fare da tutore nei confronti di Elena, però nel frattempo e contemporaneamente in Sardegna, ormai da circa un decennio, agisce con grande abilità politica, diplomatica, ma anche militare, il giudice di Cagliari, che è il famoso Guglielmo di Cagliari, noto meglio come Guglielmo di Massa, perché appunto anche nella documentazione appare con questo doppio titolo. Lui è oriundo pisano, fino a poco tempo fa si riteneva che fosse per parte di padre marchese di Massa e per parte di madre invece erede al trono di Cagliari. Viceversa è la stessa figlia, Benedetta di Massa. Mi rivolgo spontaneamente alle cagliaritane qua. È la stessa figlia come abbiamo diviso Sassari e Cagliari, io sono in mezzo, essendo per evitare la rissa, per evitare le risse tra noi. Dicevo, in questo contesto però in realtà è la stessa Benedetta di Massa che in una delle carte volgari, cioè un documento degli inizi del XIII secolo che c'è rimasto, di cui a lungo si è discusso se fossero veri, se fossero falsi, ma sono sicuramente veri, almeno dal punto di vista storico, e quindi è la stessa Benedetta che in realtà ci dice che è il padre per parte di padre è giudice di Cagliari, ed è invece per la parte di madre che ha la discendenza da Massa. Però ciò non toglie che lui mantiene questa duplice identità di pisano e di cagliaritano, anzi all'inizio doppio passaporto. Anche sulla vicenda dei cittadini pisani in Sardegna ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso molto interessante. Vi basti questo, diciamo, in questo contesto, non solo per Guglielmo, ma anche per gli altri pisani, per esempio per il marito di Elena, Lamberto, che sposerà appunto Elena. Non era propriamente un matrimonio d'amore, ma questo non ha alcuna rilevanza. Ben presto la sua identità sarda va a prevalere sull'identità pisana. Questa è una storia che caratterizza appunto tutte le vicende dei cittadini pisani in Sardegna. La Sardegna è vischiosa, no? È un posto strano, perché poi non è amatissimo, è un posto malarico, un posto dove lo stesso arcivescovo di Pisa, quando viene, ha paura di tirare le cuoia, scusatemi questa espressione un po' bassa, ma insomma si ha paura di venire in Sardegna per il clima, per tanti aspetti, per tanti motivi. L'Aga Khan insomma non era ancora arrivato a rendere la Sardegna glamour, e tuttavia l'isola e neanche Rockefeller uccidere le zanzare, esatto. E tuttavia la Sardegna appunto ha questa vischiosità, mi viene da utilizzare questo termine, perché i cittadini pisani che vengono in Sardegna, che iniziano a mettere tasselli, a costruire tasselli di potere, poi si ritrovano a far prevalere il loro lato sardo, cioè hanno più interesse a mantenere il potere sulle cose che hanno in Sardegna che non sulle cose che poi hanno a Pisa, anche perché qui spesso si guadagnano dei titoli nobiliari e quindi c'è anche quell'aspetto che va a influire sul desiderio di emergere nel contesto politico cittadino, ma anche in un contesto politico complesso come quello della storia del Mediterraneo. Insomma, Guglielmo di Massa, ritorno, guardo l'orologio al volo, Guglielmo di Massa in quegli anni spadroneggia in Sardegna, conquista il giudicato d'Arborea, combatte con il giudice di Torres,
ne rapisce la moglie, la violenta, a proposito di Sera delle Donne, la tiene in prigionia con sé e questa poveretta muore nelle sue grinfie e tra le varie cose che fa si impossessa anche del giudicato di Gallura. Quindi insomma, diciamo, si infila e va a occupare i gangli del potere praticamente in tutta la Sardegna. Nello specifico in Gallura, per tenerci su Elena, la promette in sposa a suo cognato, Guglielmo Malaspina. Entrambi si chiamano Guglielmo. Naturalmente, come vi dicevo, la ragazza è troppo piccola per potersi sposare effettivamente, però è lì, nelle mani di questi due uomini che la usano per tenere il controllo del giudicato stesso. Ed è in questo contesto che noi riusciamo ad avere delle informazioni su Elena, perché ci si infila il Papa. Cioè Innocenzo III, nome che avete sicuramente già sentito, reagisce a questa cosa, anche perché, come vi accennavo, i papi ormai da 40 anni riaffermano con insistenza la proprietà della sede apostolica sull'isola. È una cosa che hanno fatto soprattutto in contrapposizione al potere imperiale. Però ciò non toglie che adesso, dato anche che Pisa è passata ai ghibellini da tempo, e quindi è in contrasto con il Papa stesso, ecco che il Papa entra e dice che questo matrimonio non sa da fare, insomma, una citazione conosciutissima. E di fatto quello che noi sappiamo è che nei 2 anni successivi, attraverso una serie di relazioni epistolari di cui abbiamo informazioni molto discontinue, il Papa riesce effettivamente a ottenere che Guglielmo Malaspina lasci la prese. Naturalmente Guglielmo di Massa, il giudice di Cagliari, che dice a Guglielmo di Malaspina di tirarsi via. E questo accade perché Guglielmo di Massa, come vi dicevo, invischiato, impegolato nelle questioni relative alla Sardegna, man mano entra in contrasto con la sua città d'origine, con Pisa, e quindi gli conviene avere relazioni migliori con il Papa, perché le cose peggiorano sul fronte pisano. E si arriva alla conclusione a un certo punto che tutti i giudici della Sardegna non pretenderanno di far sposare Elena con qualche loro parente, cosa che accadeva praticamente sempre. I giudici si sposavano fra di loro, erano molto endogami, pur essendo molto litigiosi, molto bellicosi fra di loro. In ogni caso, nel 1206 si arriva ad una sorta di accordo nel quale il Papa non solo mette becco, ma furbescamente cerca di portare avanti i propri interessi, che fondamentalmente consistevano anche nella creazione di relazioni parentali sull'isola, perché la concezione del potere nell'Europa del tempo era una concezione del potere feudale, e quindi le relazioni tra le famiglie si costruivano attraverso i matrimoni. Visto che parliamo di storia delle donne, lo dico a tutti i presenti, in modo specifico alle signore qui presenti, il ruolo delle donne chiaramente era un ruolo che oggi definiremmo gravemente subordinato a quello del maschio, e tuttavia esse avevano un ruolo fondamentale poi nella costruzione delle relazioni politiche internazionali, e questo è valido ancora oggi nelle monarchie, non solo, pensate anche a com'era la situazione in Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dove tutte le grandi monarchie erano imparentate tra di loro, quindi lo zar poi va per la guerra con Vittoria, e quindi insomma si arriva ad un accordo. In questo accordo, vi dicevo, ci mette becco il Papa e ci vuole piazzare, la lascio sospesa, ci vuole piazzare il cugino. Che si chiama Trasmondo il Segno come il Papa, salvo che i pisani non sono affatto d'accordo, e non sono d'accordo soprattutto con i pisani che fanno parte della famiglia più importante della città, cioè i Visconti, ed è appunto uno dei Visconti, Lamberto, che
diciamo, scende in Sardegna, usando un verbo inappropriato ma che noi utilizziamo sempre, scendere, scende in Sardegna e sposa, taglia la strada al Papa addirittura e sposa Elena. In tutto questo noi Elena non la sentiamo mai, non abbiamo neanche una parola emerge dalla bocca di Elena. I documenti ce la rappresentano come un puro oggetto. Stiamo parlando però di una bambina che nel 1200 era forse in seconda, terza elementare, e poi la troviamo sposa, no? Questo Facendo oggi un po' di confronti. È vero, però confronto... No, forse. Quando si sposa sarebbe una ragazzina della prima liceo, chiaramente, però sarebbe un confronto oggettivamente inappropriato. No, perché, però giusto per rendere un po' l'idea. Certo, non c'è tutto. E tuttavia va considerato che all'interno di una famiglia regia l'educazione che tutti i componenti ricevevano comportavano una certa consapevolezza sin dalla nascita, e questo è ancora assolutamente valido, e a ciò si aggiunga il fatto che agli inizi del XIII secolo, ma anche prima e anche dopo, la maturità si raggiungeva effettivamente a quell'età, cioè con la maturità sessuale si raggiungeva anche la maturità sotto tutti i punti di vista. Ecco, si era già pronti per il matrimonio. Si era assolutamente pronti, era del tutto normale, e anche ben dopo quell'epoca, insomma, lo sapete benissimo, lo sappiamo tutti, e l'oggi che è un po', che è molto diverso, quindi si è ragazzi ancora a 35 anni, e che queste sono autoinformazioni, ce le concediamo. Però lei vi lascio col gusto ancora no, però lei ha parlato giustamente a lungo di Guglielmo, e questo ci spinge direttamente a Cagliari, perché Guglielmo, cosiddetto di Massa, ci porta è crollato persino qualcosa al Guglielmo di Massa, insomma, hanno tremato le mura. Però, dicevo, Guglielmo di Massa ci introduce in una Cagliari che è grazie, in una Cagliari che è contesa. Abbiamo parlato di una correlazione con il mondo internazionale, con la politica internazionale dell'Europa e del Mediterraneo. Tutti si contendono un po' la Sardegna, perché comunque quella che poi sarà la rotta delle isole, in realtà commerciare nel Tirreno, commerciare nella parte centrale, centro-occidentale del Mediterraneo, comportava necessariamente un passaggio attraverso la Sardegna, e quindi avere dei porti amici, se non addirittura propri, era una cosa importante. Ancor più se questi sono appunto in Sardegna, allocati in città con porti già consolidati, e questo nonostante le zanzare, cioè nonostante questa viscosità di cui ci ha parlato il professore. In tutto questo si inserisce un'altra ricetta o un'altra regina. Sì, stiamo parlando di Benedetta, un personaggio molto complesso. Faccio però un piccolo passo indietro. Simona ha fatto riferimento a quando ci siamo viste qualche anno fa parlando di questo libro che stava per uscire, e non avremmo mai immaginato allora che avrebbe avuto tanto successo, perché nasceva da una serie di conferenze che abbiamo fatto qui, come facciamo tutti gli anni, che erano piaciute molto, ma mai potevamo pensare che la pubblicazione di questo libro potesse suscitare appunto tanta curiosità e tanto interesse. E quindi ci chiediamo perché queste donne hanno appunto avuto, diciamo, questo successo. E Benedetta è proprio un esempio forse di questo, perché noi nel libro abbiamo voluto mettere in evidenza non soltanto gli aspetti politici ufficiali di queste donne, ma abbiamo cercato di capire un po'
quelle che erano le debolezze, i punti di forza, i lati umani. E Benedetta, dicevo, rappresenta proprio, è un esempio importante in questo senso, perché è una donna che la tradizione ci ha tramandato probabilmente più di Elena. Elena forse rimane meno conosciuta di più, però Benedetta è arrivata a noi con un'aura negativa, perché è stata sempre accusata di essere colei che ha praticamente venduto Cagliari ai pisani, e quindi la sua azione di cedere il Colle di Castello, che all'epoca non era abitato, ai pisani, è stata vista ovviamente come un atto di debolezza per quei tempi. Quindi la domanda che ci poniamo è: che cosa sarebbe successo se non avesse dato il Colle ai pisani, e che cosa ne sarebbe oggi di Cagliari, perché quanti margini in realtà d'azione poteva avere. Infatti, quindi bisogna pensare un po' quali erano i tempi. Benedetta, appunto figlia di Guglielmo di Massa, si trova a vivere in un momento in cui dal punto di vista proprio geografico c'era stato un passaggio fra l'antica Carales, che era situata dove oggi è il quartiere della Marina, a Cagliari appunto, ha un cambiamento notevole, perché quella parte della città viene abbandonata e in una prima fase, secondo gli studi recenti anche di Giovanni Ferreri, probabilmente le autorità governanti si spostano verso l'attuale Flumini, il giudicato di Pluminos, e poi arrivano forse proprio verso la fine dell'XI secolo, quindi proprio i tempi del padre di Benedetta, in quella che è la cittadella di Santa Igia, Igia, Gilla, che ha tantissimi nomi, che ha perso anche il nome di Cagliari, se vogliamo, pur essendone chiaramente l'erede. Una cittadella che doveva essere abbastanza piccola, con tutti i suoi edifici importanti, almeno 2 chiese sono conosciute, quindi con le residenze anche delle persone altolocate. Le fonti, i documenti parlano anche della casa di Agnese, che era la sorella di Benedetta, ma una cittadella molto piccola, che però ha avuto un ruolo molto importante nella storia. Quindi lei vive in questo luogo e si trova ad essere poi a rimanere orfana di padre abbastanza presto, con tutto un carico di impegni. Viene nominata giudicessa, quindi è una reggente sostanzialmente, perché lei regge il governo, il regno al posto del figlio, e però si trova a dover fare tutta una serie di attività, firmare documenti, prendere decisioni importanti che probabilmente non prevedeva di fare, cioè si trova calata in questa situazione. Prima di questo evento, appunto, che la storia ci ha tramandato, in realtà Benedetta ha fatto tante cose buone, perché ha gestito il patrimonio anche territoriale del giudicato di Cagliari, donando e acquisendo delle ville, quindi cercando di incrementare quello che era appunto il patrimonio. A un certo punto si trova coinvolta in questa vicenda. Ma cosa era successo nel frattempo? I pisani erano una forte potenza, abbiamo già sentito, del Mediterraneo, una forte potenza economica, e sappiamo bene che poi la storia, nonostante tutte le scuse che possa mettere, si muove per ragioni economiche, questo lo sappiamo bene. Quindi le repubbliche marinare, Pisa in particolare, gestiscono il commercio in quel momento con tutti i paesi del Mediterraneo orientale, l'Africa del Nord, ormai islamica, ma l'Africa del Nord era un centro produttivo importantissimo, e sono proprio i pisani, per esempio, che trasportano le ceramiche islamiche, per dire, cioè oggetti anche abbastanza preziosi. E quindi stabiliscono una loro base di azione a Cagliari. Le fonti parlano proprio di un districtus dei pisani, cioè una sorta di emporio, possiamo dire, commerciale. E quindi i pisani hanno già messo i piedi su Cagliari e quindi sono diciamo una forza già presente con la quale la cittadella di Santa Igia deve comunque misurarsi quotidianamente. A un certo punto Benedetta, che si trova fra i pisani da una parte, il Papa dall'altra, che non era una forza così indifferente, perché la Chiesa di Roma ha comunque sostenuto la nascita dei giudicati, riconoscendone la legittimità dopo tutto un periodo di dominazione bizantina, quindi un po'
la Sardegna era debitrice alla Chiesa di Roma e quindi doveva anche un po' seguire quello che gli diceva. A un certo punto, nonostante quando Benedetta fu eletta sia stato, diciamo, nell'elezione fosse stato scritto che lei si impegnava a non alienare il Regno di Cagliari, si trova però costretta in questa circostanza a fare questa concessione ai pisani e dà loro questo Colle di Castello, sottovalutando certamente le conseguenze che questo poteva avere. Perché un conto era avere una base anche economica nel quartiere della Marina, tanto per intenderci, quindi a contatto con il mare, il luogo dove approdavano le navi, dove si stava costruendo un nuovo porto. Un conto in una posizione così elevata che dominava praticamente tutto il territorio circostante. I pisani poi iniziano lì a costruire la propria città, fanno fortificare il colle che è già ben fortificato naturalmente, diventa una piazzaforte naturalmente, quindi diventa un centro che è difficile anche espugnare e che guarda, diciamo, mangia in testa praticamente alla cittadella di Santa Igia che si trovava sullo Stagno, più o meno dove oggi è l'aeroporto di Cagliari. E quindi diciamo che poi le cose precipitano, una situazione che sfugge di mano praticamente a Benedetta, che non è più in grado di gestire, di controllare appunto questa ingerenza sempre più forte dei pisani. A un certo punto se ne andrà proprio da Cagliari, tornerà a Massa, insomma la situazione diventa molto più complicata e quello è il passaggio poi alla Cagliari, cioè la città di Santa Igia viene poi distrutta e quindi Cagliari assorbe tutto il potere e diventa la città principale di tutta la regione, cioè la Cagliari attuale. Ecco, la situazione è chiaramente una situazione molto complessa, cioè noi abbiamo davanti una donna molto giovane che era nata per fare altro e che si trova invece a governare forse il più grande, il più esteso dei 4 giudicati, in una situazione molto delicata perché il più conteso perché Cagliari tra l'altro, cioè, tanti sono i porti della Sardegna, ma Cagliari è quello forse più strategico perché al sud dell'isola passano per Cagliari tutte le navi che dall'Oriente arrivano fino alla Spagna e ha contatti con il mondo islamico che è un mondo in questo momento diventato molto ricco, quindi è un punto sicuramente molto strategico e appetibile per molti. E si trova a combattere, cioè a dover fronteggiare una potenza veramente molto grande come era quella pisana. E quindi dal punto di vista umano, naturalmente Benedetta va vista sotto un altro aspetto, cioè se guardiamo ovviamente il lato proprio umano di questa donna che si è trovata in una circostanza, cioè a vivere una vita che non era quella che probabilmente si aspettava, con poi tutto questo avvicendarsi di mariti che probabilmente le hanno anche complicato l'esistenza, quindi possiamo dire, tra cui Lamberto Visconti, che è un altro che aveva mire abbastanza evidenti, abbastanza forti. Ecco, sicuramente diciamo che la storia non ha reso giustizia a questa donna, cioè ha tramandato la sua vicenda puntando sul fatto, su questa cessione di cui lei stessa si è pentita subito perché scrive una lettera disperata al Papa in cui proprio dice Dio che cosa ho fatto, aiutami, ma naturalmente la situazione non cambia. Ecco, quindi è uno dei tanti esempi di donne del Medioevo che andrebbero, diciamo, riesaminate sotto un altro profilo, cioè cercando di capire anche quelle che sono state le circostanze che hanno portato queste donne ad agire in questo modo, appunto partendo dal fatto che reggenti vuol dire che loro non erano destinate a questo e si trovano proprio a dover svolgere questa attività. Sono comunque delle figure importanti, Benedetta è comunque una che ha segnato la storia sarda, proprio per il fatto che, chi lo sa appunto, se non ci fosse stata questa donazione, se la Cagliari attuale non sarebbe stata sullo Stagno invece che essere dove si trova adesso. Ma magari sarebbe scoppiata qualche battaglia in più, no? Se la sarebbero certo, infatti non sappiamo come sarebbe andata. D'altra parte la città di Cagliari nel Medioevo, proprio quando poi diventa la Cagliari pisana, è una città splendida, quindi ecco, diciamo che la storia l'ha portata a prendere delle decisioni
che erano sicuramente indipendenti dalla sua volontà e che però hanno determinato poi una incisività di questa figura proprio nella vicenda sarda. E poi nel libro abbiamo cercato sempre di capire, appunto, di collocarle un po' nella quotidianità, quindi anche nel caso di Benedetta, appunto, abbiamo cercato di capire dove potesse vivere, come potesse essere fatta la città. Questo ci torniamo. Invece abbiamo parlato di due regine, di due giudicesse. In realtà poi ci sono due cognate di cui si è occupata la professoressa Nicoletta Usaini in questo bel testo. E queste due cognate ci riguardano, no? Ci riguardano molto da vicino perché sono due cognate di Arborea. Una si chiama Timbor e ha il privilegio di sposare l'erede al trono, quello che sarebbe diventato l'erede al trono, il secondogenito. In verità si conoscono a Barcellona perché Rigone II sono il secondo e il terzogenito di Rigone II. Li manda a imparare il cerimoniale di corte, la buona educazione di corte a Barcellona, e loro crescono lì, diciamo dalla fine delle scuole elementari fino alle scuole medie. Mi passi il prof questi accostamenti, però giusto per renderci l'idea, perché sennò se parliamo di forse fino alla metà del liceo abbondante, quando cioè anche i maschietti di casa reale sono in età da marito, cioè del matrimoniale, no, per carità, scusate. Quindi sia i maschietti che le femminucce di casa reale sono pronti a convolare a notte, e non convolano a notte con delle persone qualunque, perché stiamo parlando comunque di una famiglia reale. Ospite sono già imparentati, ci sono già dei legami molto stretti, ospiti crescono lì e scocca la scintilla, possiamo chiamarla così, scocca la scintilla. Sicuramente c'è un'alleanza molto forte, no? Infatti qua Timbora e Mariano si manano a suo vantaggio. Stiamo parlando di Timbora di Roccabetì, che andrà a sposare il futuro Mariano IV di Arborea, e di Sibilla. La nostra Sibilla non anticipo molto, ma Sibilla sposa invece il terzogenito Giovanni. Grazie. Intanto io vengo dopo due pesi massimi, quindi rispetto a come hanno argomentato i professori che mi hanno preceduto, io sarò molto più terra a terra, perché in realtà le mie due donne del Medioevo hanno delle caratteristiche un pochino diverse rispetto a quelle che abbiamo visto, perché, come diceva Simona, sono due cognate, cioè si sposano con due fratelli, che sono Mariano e Giovanni, che appunto, come diceva, vengono spediti dal padre a Barcellona a essere educati a Barcellona. E questo primo elemento ci dà modo di sfatare uno di quei miti che tanto ci diciamo e ci autoinfliggiamo, cioè che la Sardegna fosse isolata, che non se la filasse nessuno, che nessuno la calcolasse. No, almeno nel secolo in cui accadono queste vicende, che è il 300, quindi il XIV secolo. Ed è un secolo questo in cui la Sardegna è in mezzo a vicende politiche, militari molto molto complesse, ed è però paradossalmente un secolo in cui succedono un sacco di cose anche dal punto di vista storico-artistico e monumentale, che poi è l'aspetto che generalmente tendo a esaminare perché io mi occupo di storia dell'arte. Quindi quello che mi interessava era vedere queste due donne rispetto anche ai monumenti che nel Medioevo individuiamo come eventualmente vicini alla loro persona. Uno degli aspetti interessanti, lo dicevamo, è che si sposano questi due fratelli, e questo matrimonio accade nel momento in cui poi i due fratelli vengono investiti del titolo di cavaliere proprio alla corte di Barcellona. I due fratelli, Mariano e Giovanni, avranno vicende molto diverse. Mariano diventerà Mariano IV, quindi diventerà giudice, e Timbor sarà appunto la sua consorte.
Giovanni invece tornerà qua e sarà il più importante feudatario della Sardegna, quindi comunque non è che tornasse insomma schiantato. La moglie Sibilla di Moncada lo segue e diciamo che di Timbor abbiamo alcune informazioni in più, perché sappiamo che ha un ruolo attivo, sappiamo addirittura che il marito la manda in sua rappresentanza al Parlamento del 1355, quindi lui non va, ma manda sua moglie, che era catalana, a parlare con i catalani, interloquire, interfacciarsi con i catalani. Quindi evidentemente Timbor era, come dire, meritevole della sua fiducia. Sibilla, mi verrebbe da dire in maniera poco scientifica, poverina, è forse meno fortunata, perché poi tra Mariano e Giovanni inizia a esserci qualche dissapore, qualche problema. Perché? Perché Mariano essenzialmente rimane un po' molto autonomo rispetto al rapporto, alla relazione con i catalani, che sono gli interlocutori di quel momento, rispetto ai secoli precedenti, dove comunque c'era una dinamica anche di scambi tra la Sardegna e la costa, diciamo, peninsulare dell'Italia. In questo caso il focus si sposta verso la penisola iberica. Quindi il nostro Mariano rimane abbastanza freddo nei confronti dei catalani, che dicono: sì, vabbè, ma tanto i padroni siamo noi, tu sei soltanto un nostro feudatario. E lui dice: io non sono feudatario di nessuno, io qua sono padrone a casa mia, quindi tutt'al più sei tu che ti devi mettere in lista d'attesa. Giovanni invece fa esattamente il discorso opposto, cioè lui si sente un feudatario catalano, probabilmente perché aveva forse anche appreso, diciamo, interiorizzato di più questa cultura e questa educazione catalana, e quindi insomma i due fratelli prendono strade diverse, uno sta da una parte, uno sta dall'altra. Giovanni va a Bosa, nel castello di Serravalle, e infatti diciamo che i dipinti della chiesa di Nostra Signora del Sostegno Salto a Bosa sono riconducibili, se non proprio alla sua persona, comunque a quel periodo là, insomma alla metà del 300, alla metà del XIV secolo. Probabilmente in risposta, come diciamo volendo fare una cosa un po' romanzata, quella che era stata la committenza più importante di Mariano, che è la Paladiottana, cioè quel dipinto che sta nella chiesa di San Nicola di Ottana, dove Mariano si fa addirittura rappresentare proprio vestito da cavaliere, con la spada, il mantello, eccetera. Quindi cosa accade alle mogli? Timbor ha sicuramente un ruolo importante, perché lo capiamo dalle fonti. Capiamo anche che possedeva diversi oggetti importanti, perché sappiamo che li sposta da Barcellona alla Sardegna quando viene qua. Sibilla invece subisce in qualche modo l'incarcerazione del marito, che viene appunto incarcerato dal fratello e muore in prigionia nel 1349, se non erro, e a lei verrà concesso di rimanere nel castello di Bosa, perché comunque quella era casa sua, però, come dire, sempre un po' insomma penalizzata, ecco, da questo rapporto fortemente conflittuale tra i due fratelli. Poi vabbè, vedrete, leggerete, se avrete piacere, alcuni aspetti un pochino più dettagliati. Quello che però mi ha incuriosito di queste due figure è come in qualche modo in entrambi i casi le possiamo legare ad alcuni dei monumenti più importanti del Trecento isolano. Sia Mariano sia Giovanni, insieme alle mogli, avevano, dal mio punto di vista, una visione estremamente moderna di quello che stava avvenendo, cioè non erano per niente dei bifolchi isolati nel quadro del Mediterraneo, ma erano esattamente, come dire, approcciavano, ecco, anche la politica comunicativa nei confronti delle persone esattamente come facevano altri sovrani dello stesso momento. Io prendo sempre ad esempio, ovviamente con una scala un pochino diversa, Roberto d'Angiò e la moglie, che sono fantasmagorici e strabilianti e fanno cose incredibili, finanziano chiese, manoscritti, opere di primissima importanza, però diciamo che in una scala un pochino più piccola i nostri sono della stessa pasta, ecco, hanno la stessa idea, la stessa visione.
e penso che diciamo, Timbor sia sicuramente, benefici sicuramente del ruolo, ecco, anche della posizione del marito, Sibilla ovviamente parimenti ha come risultanza quella di essere penalizzata dalla morte di Giovanni. Ecco. Tuttavia Sibilla conserverà il massimo rispetto da parte di tutta la famiglia, diciamo, del marito, degli Actorea, quindi godrà del massimo rispetto e anche all'interno di questo cercherà, no, degli spiragli di fuga, no, da una situazione decisamente non delle migliori. Giovanni sarà imprigionato per 30 anni, se non ricordo male, nella torre di San Filippo, quella che sarebbe stata, diciamo, in piazza Manno, nella nostra piazza Manno, rifacendo piazza Manno, e lì rimarrà con il suo figlio primogenito, scanso di equivoci. Non avrei voluto sentire le riunioni di famiglia domenicali, se devo essere sincera, perché 2 o 3 cose fra fratellini se le devono essere dette. Sì. Il caffè del pomeriggio credo che insomma qualcosa se la siano detti. Il Papa in tutto questo? In tutto questo, nel 1300 il Papa insomma, ha avuto un ruolo fondamentale, ovviamente tutti lo sapete, alla fine del XIII secolo, cioè nel 1297, quando ha deciso di feudare l'isola assieme alla Corsica, che poi non passerà mai sotto il controllo della Corona d'Aragona, appunto alla Corona d'Aragona. Il tutto rientrava, anche questo immagino che lo sappiate, nel contesto della riorganizzazione del Mediterraneo, dell'assetto politico istituzionale dell'intero Mediterraneo, per rimettere ordine anche alla vicenda intricatissima dei vescovi. Quindi il Papa aveva avuto un ruolo assolutamente eccezionale, ha sempre avuto un ruolo importante per essere... Posizionante? Allora, rispetto alla storia dell'isola, è difficile dire che ha avuto sempre il medesimo ruolo importante, perché poi non può essere così, non può essere mai così, per nessun potere. Sono famiglie reali d'affari, cioè degli imprenditori. Oscillano. Di fatto in realtà nel momento di cui vi parlavo poc'anzi, come avete visto, ci siamo lasciati di fronte a uno smacco del Papa, cioè Papa aveva mandato il cugino in Sardegna e i pisani gli tagliano la strada e quindi il Papa si ritrova. Addirittura il cugino non riesce neanche quasi a ritornare a casa. Nel gennaio del 1207, lui era arrivato in Sardegna nell'agosto del 1206, nel gennaio del 1207 è ancora confinato in Sardegna, non trova neanche nessuno che lo riporti dall'altra parte della sponda tirrenica del Mediterraneo. Perché? Perché appunto i pisani fanno quello che vogliono loro e il Papa chiede aiuto ai genovesi perché vadano a recuperare i fragmenti. E di fatto per anche la nostra Elena, però io leggo, mi permetto, sì. Non si capisce per quale motivo indugi e ponga difficoltà per consumare il matrimonio, avanzando pretese frivole, temporeggia. La nostra Elena, di cui appunto sappiamo pochissimo, queste accuse del Papa sono durissime. Si permette di temporeggiare la consumazione del matrimonio. Come appunto scritto, sono accuse durissime, sono accuse che poi di fatto, come scritto, mostrano la frustrazione del Papa. Chiaramente il cugino è lì, il matrimonio è stato firmato e controfirmato, si tratta di consumarlo come... Invece le emicranie sopraggiungono. Esattamente, e nel frattempo arrivano i pisani. Quindi è chiaro che su Elena si scaricano le pontefiche, d'altro canto è inutile che si scarichino sui pisani, quelli che stanno facendo, insomma, mi stanno mettendo i bastoni fra le ruote, quindi sarebbe inutile rivolgersi a loro per cercare aiuto. Però non sappiamo quanto Elena abbia appunto libertà d'azione in questo contesto. Certamente ha una sua forte
che la consiglia anche, ammesso che anche la Corte abbia la capacità, più lontano più vicino, abbia la capacità in qualche modo di essere autonoma. Certo va detto che Lamberto comunque rappresenta un ottimo partito, cioè, al di là del fatto che può essere... Non spoiler troppo, senza alcuna intenzione di sentirsi dire di no. Ecco. Allo stesso tempo lui garantisce, essendo appartenente a una della famiglia più importante di Pisa, in quel contesto garantisce molta sicurezza, per cui sicuramente la decisione è travagliata, però tutto sommato politicamente è anche una buona scelta quella di sposare Lamberto Visconti. L'hanno ben consigliata. Non è quello il problema. Certo, ripeto, quale fosse il margine di autonomia, di autodeterminazione, un termine che ora va molto di moda, e quale fosse il margine di autodeterminazione non si può assolutamente stabilire. Non lo si può, si può stabilire per Benedetta, cioè non aveva margine di autodeterminazione nel momento in cui cede il colle ai pisani, e lo fa sicuramente contro la sua volontà, mentre di Elena non sappiamo se lo fa anche per sua stessa volontà, perché, ripeto, Lamberto è un buon partito, un ottimo partito, e probabilmente garantisce molto più di quanto non possa fare Trasmondo di Segni. D'altronde anche il fatto che Trasmondo di Segni appunto si ritrovi senza la possibilità neanche di ripartire dall'isola, ci dice che non ha una... Era una pedina anche lei. Insomma, non ha una spinta militare, politica, un prestigio che invece i pisani sembrano garantire. Le cose sono appunto complicate quando si tratta di essere delle regine, no? Bisogna riflettere bene e farsi la strada. Grazie. Prego. Passo il microfono e nel frattempo ringrazio Maria De Logo, che è la segretaria particolare dell'assessora alla cultura, che però ha il vantaggio non tanto di essere di Saneggio quanto di essere un'appassionata di storia. Professoressa, i luoghi di queste regine, lo studio di queste regine, lei lo anticipava prima, ci rivela anche i luoghi nei quali abitavano, i luoghi che hanno decorato, no? Che sono stati oggetto di munificenza da parte di questi nobili famiglie. Sì, i luoghi naturalmente legati a queste figure sono per lo più le città principali dei quattro dedicati, che hanno la particolarità di essere delle città nuove, in quanto la Sardegna ha questa storia sua caratteristica, per cui le città di antica tradizione romano-bizantina, ma dobbiamo addirittura risalire all'età punica e qualche volta anche all'età fenicia, con la fine dell'età bizantina vengono abbandonate. Dopo un lungo processo di abbandoni, ritorni, desertificazioni, vengono abbandonate, cioè le vecchie sedi vengono abbandonate e nascono delle nuove città. Quindi Oristano al posto di Davos, Santa Igia al posto di Cagliari, Ardara. Allora, la situazione di Porto Torres è un po' diversa perché Porto Torres dagli scavi archeologici ha dato dei materiali abbastanza tardi, quindi forse la corte in un primo momento è stata a Porto Torres, però poi la sede principale diventa Ardara, che non è una vera e propria città, in realtà è un insediamento molto più piccolo. La caratteristica di questi luoghi, essendo appunto dei luoghi che sono in un certo senso vieri di fondazione, anche se tutti hanno qualche preesistenza. Oristano a Ristiana, che già esisteva, che era un piccolo insediamento, Santa Igia, Santa Gilla, Santa Cecilia, questi vari nomi, probabilmente sono dovuti al fatto che c'erano piccoli borghi, almeno due, che a un certo punto si sono uniti quando poi si sono ingranditi, però come città diventa città nel corso alla fine del XII, inizio XIII secolo. Quindi hanno la caratteristica però di avere una fisionomia di una città medievale, circondate da mura, quindi all'interno
Quindi città fortificate. Sì, città fortificate in cui le mura sono, come in tutte le città medievali, non soltanto un elemento di difesa, ma anche un biglietto da visita. Un'esibizione di potere? Sì, e poi diversamente dalle città antiche, tutto si svolge all'interno, fuori c'è solo il discorso del contado, che è quello che porta merci, diciamo, la coltivazione, i prodotti della terra, ma tutto si svolge all'interno, mentre nella città sia romana che bizantina, per esempio, le aree funerarie erano fuori dalla città, ma in stretto contatto con la città. In questo periodo, in tutto il Medioevo, non soltanto in Sardegna, sia i vivi che i morti, cioè sia lo spazio dei vivi che lo spazio dei morti, è interno alla città. Quindi le mura sono proprio un elemento che circonda in tutti i sensi, non solo materiale, ma anche delimita proprio la vita della società. E poi ci sono i luoghi del potere, quindi la cattedrale, cioè una sede di Diogene, essendo le capitali dei regni militari, sono anche sedi del vescovo, della residenza principale del vescovo, e poi il palazzo dove sta l'autorità. Sono palazzi alti, quanti piani? Adesso mi sta chiedendo troppo. Vabbè, ci lascia così. Allora, noi abbiamo, immaginiamo, ecco, diciamo che oggi quando c'è qualcosa, come per esempio quello di Arda, nel palazzo di Arda, lo abbiamo in stato di ridere, quindi dobbiamo fare delle ipotesi ricostruttive, ma minimo avevano 10 anni, perché i documenti qualche volta fanno riferimento, cioè parlano di domus solariate vuol dire che hanno un solario, cioè in secondo piano. Sappiamo che erano portici, ecco quello sì, quindi o degli atri porticati o semplicemente dei portici davanti all'entrata della casa. Erano case per uno stato sociale diverso, quindi abbiamo case sicuramente per anche i familiari dei giudici, e poi abbiamo le case invece per il ceto borghese, che era quello che si occupava soprattutto delle attività commerciali, ma anche degli artigiani, perché queste città, essendo tutte chiuse in se stesse, sono delle città anche produttive. E poi l'altra forza importante è quella dei monasteri, che però spesso sono fuori dell'ambito urbano, perché il monastero ha esigenza di silenzio, di tranquillità, e quindi di solito si mette fuori dal monastero e della città, ma vicino, abbastanza alla città. Ecco, un po' le caratteristiche delle città medievali anche in Sardegna sono queste. L'altro aspetto è quello dei castelli veri e propri, castelli come per esempio il castello di Monreale, che era appunto, diciamo, una residenza estiva della duchessa Eleonora, sono dei luoghi quindi molto fortificati, che servono per il controllo del territorio sia militare che economico, ma sono anche una residenza estiva. Lei invitava le persone ad andare lì per l'aria pura della zona. Professoressa, facciamo l'ultima domanda, poi chi ha domande da fare ci concediamo un quarto d'ora. Sì? Professoressa, due luoghi che sono particolarmente cari, uno di questi è Orosei, un po' fuori porta. Sì, un po' fuori porta, in realtà sì, è un luogo molto caro perché parliamo di Timbora, scusate, sì, parliamo di Timbora perché abbiamo della documentazione che ci fa capire quanto Timbor fosse affezionata alla città di Orosei, alla cittadina di Orosei, che era un porto molto importante. Lei scrive al Papa chiedendogli: ma io voglio di diritto avere Orosei nel mio patrimonio personale. In realtà in quel momento Orosei era appannaggio di una famiglia catalana. Gli dice: però io come ce l'ho di fatto, evidentemente perché per qualche motivo lei, diciamo, lo esercitava dei diritti, voglio averlo anche nella carta, sulla carta, nel mio patrimonio personale, quindi non nel patrimonio del giudicato d'Arborea, ma nella disponibilità della sovrana, insomma, di Timbor. E a me questa cosa ha sempre colpito molto, perché a Orosei c'è nella chiesa di Sant'Antonio Abate un ciclo pittorico eterogeneo. Quando diciamo eterogeneo ci riferiamo a un ciclo pittorico che non è stato fatto tutto nello stesso momento, ma è stato frutto di fasi decorative diverse,
però almeno una di queste parti è a mio avviso riconducibile proprio a quegli anni della metà del 300. Ora, studiando un po' Timbor, un po' Sibilla, un po' Mariano e Giovanni, insomma questi anni centrali del 300, mi sono resa conto che torna spesso un po' questa modalità. Quando un territorio, una zona entra nella disponibilità del sovrano o della moglie, in quel momento corrispondono delle decorazioni pittoriche, delle decorazioni scultoree, la realizzazione di opere. Quindi mi dà l'impressione che volessero in qualche modo sempre un po'... Hanno una campagna di comunicazione attiva. Esatto, volessero comunque sempre un po' mettere il loro marchio, ecco, soprattutto in alcuni contesti. Il contesto di Orosei è sicuramente tanto importante nel Medioevo quanto poco studiato nell'oggi, ecco, perché questi dipinti di Orosei, onestamente, a parte... E poi tra l'altro hai trovato i 2 stemmi di famiglia. Non li ho trovati io, ci sono proprio, sono là. Sì, sono là gli stemmi cioè ci sono sempre stati, solo che non li guardava nessuno perché dicevano che erano brutti. Solo che uno lo stemma degli Arborea, l'altro quello della famiglia catalana. E poi, già che ci siamo, lo diciamo così, chi vuole andare a Orosei presta attenzione anche a questo, i 3 riquadri che secondo me sono della metà del 300 sono l'unica testimonianza della pittura giottesca in Sardegna, quindi diciamo che questo merita di essere perlomeno evidenziato perché insomma torniamo al discorso dell'aggiornamento e dell'inserimento della Sardegna nel contesto, diciamo, culturale mediterraneo. Esatto. Bene, se voi avete delle domande, forse potrebbe essere, ci gettiamo una decina di minuti in domande da parte vostra. Abbiamo i professori. In attesa che pensiate a qualche domanda, Simona ha anticipato che abbiamo tra di noi la segretaria particolare e dell'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura della regione e voleva portare i saluti dell'assessora, quindi per noi è un grande riconoscimento questo, per il lavoro che facciamo ormai da oltre 10 anni, quindi a lei la parola. Grazie, molto gentile. Buonasera a tutte e a tutti, sono Maria De Lou, sono appunto la segretaria particolare, talvolta la mia assessora dice molto particolare, della assessora alla cultura e alla pubblica istruzione, lingua sarda, eccetera, eccetera. Il nostro assessorato è molto vasto. È un grandissimo piacere essere qui stasera, intanto in un ambiente assolutamente femminile, vista la presenza della Presidente, professoressa Giuseppina De Rigia, donna, la direttrice del museo, donna, la magnifica Simona Sceni, donna, e le splendide professoresse. Professore, mi sa che butta bene, non butta male, butta bene, diciamo. E poi devo dire, io ho la mia assessora, appunto donna, noi utilizziamo il linguaggio di genere, quindi è l'assessora, in una regione come la Sardegna che ha per la prima volta una presidente donna. Ma non dovevamo aspettare così tanti anni. Io vi ringrazio come associazione intanto perché gettate luce su un periodo che sempre veniva definito buio, che è il Medioevo, quindi finalmente state facendo un lavoro molto importante, l'ho sempre detto anche da Antonello Figus, quindi grazie per il lavoro che fate. Il fatto che adesso si parli delle donne nel Medioevo e non se ne parli sempre con la solita forma del matriarcato, che poi su questo ci sarebbe tanto da dire, ma in maniera completamente diversa, ed analizzando molte donne, non solo la nostra magnifica Eleonora Bardorea, purtroppo tutte quante loro, come diceva la professoressa, giudice reggenti per qualche uomo, perché a questo ci hanno portato le leggi del tempo, e purtroppo non solo del tempo. Quindi è molto importante il lavoro che state facendo, io non posso che ringraziarvi di tutto questo.
a nome dell'assessora Portas e a nome anche di tutto l'assessorato, che peraltro anche nell'ufficio di gabinetto è per lo più femminile, okay? Anche come addetto di gabinetto, tanto che abbiamo deciso di chiamare il gabinetto gabinetta. Abbiamo fatto questa cosa, visto che ci siamo, insomma, almeno facciamo qualcosa di alternativo. Io amo il Medioevo, vabbè, sono anche laureata in storia medievale, per cui sentire quello che voi avete detto prima per me è veramente aria, è luce, è ossigeno, cioè è bellissimo. Quello che lei ricordava del 1297, quando il Papa Bonifacio VIII è venuto in mente questa magnifica idea dell'integrazione del Regnum Sardinia et Corsice ai catalani aragonesi, dopodiché nel 323 ce li si è trovato in casa. Io l'ho sempre insegnato ai miei studenti e alle mie studentesse, ricordando, ovviamente utilizzando la guerra del Vespro, perché sui libri di storia non c'è ovviamente quell'introdazione, c'è solamente la guerra del Vespro. E io magicamente inserisco questa idea geniale di Bonifacio VIII e poi non posso che essere grata a tutt'oggi, a Dante Alighieri, all'educazione che gli ha riservato nell'inferno. Per cui grazie Dante ancora una volta. Quello che voi fate è veramente una cosa grandissima, quindi veramente grazie. A nome dell'assessorato alla cultura mi permetto di dire, anche se non voglio però utilizzare dei termini troppo grandi, ma a nome di molte donne, vi sono grate perché fate questo e ricordate le donne grandi del Medioevo, grandi e piccole, perché anche la piccola Benedetta o Elena hanno fatto tanto o sono state tanto usate, però hanno avuto un ruolo fondamentale. Grazie per il vostro lavoro, grazie al Museo Diocesano, grazie all'associazione. Buona serata a tutti e a tutti. Allora, se ho pensato, grazie anche alla prof che alla fissa della storia però, sì. Domande? Cioè non ci posso credere. Magari vogliono leggere Il libro? esatto, come va a finire, anche se su Elena c'è stato qualche spoiler. Un pochino abbiamo spoilerato, proprio, nel senso un po'... È morta, sappiate che alla fine, mi dispiace dovervelo rivelare, però alla fine muore. Sì, questo sì, la fine è quella. Nessuna domanda sul serio, allora lasciamo spazio per il firmacopie se avete voglia. Ah sì, certo, potreste venire qui così, no? Posso chiederle di alzarsi almeno così la vediamo? Una nota che qui non si è parlato è nel libro? È nel libro? Ah, ok. sì,